tutti dai 12 ai 39 anni ed è boom di prenotazione 285.000 alle 17 di oggi. Il governatore Zaia annuncia da domani corsia preferenziale per gli operatori del turismo. Nuove regole per i ristoranti, si potrà stare in 8 al tavolo al chiuso, nessun limite all'aperto ma solo in zona bianca. Le proposte delle regioni accettate dal governo, la soddisfazione del comparto. Suocero imbraccia il fucile, uccide la nuora davanti alla nipote, poi si toglie la vita sequestrata a Spresiano, la villetta dell'orrore, l'ennesimo litigio per il cane all'origine del dramma. Vaporetti strapieni, aggressione al personale, duro attacco della CGIL alla CTV. La situazione è tale che gli imbarcaderi dei vaporetti devono essere piantonati dai carabinieri. Nuove denunce per le risse in Piazza Duomo, siamo a Padova nell'ultimo mese, oggi altre 5 denunce di giovanissimi, il comune e la diocesi organizzano eventi. Montagna al via al tavolo per una legge nazionale, l'annuncio della ministra Gelmini, il presidente della provincia di Belluno, più servizi per far rimanere i giovani. Il design applicato al territorio e ai suoi prodotti, l'Università IUAV di Venezia apre nella città del Pallaio un nuovo corso di laurea in design. Ben ritrovati, buonasera. L'informazione regionale dei nostri notiziari parte di fatto con una buona notizia, perché davvero dalla mezzanotte di oggi alle 5 di questo pomeriggio boom di prenotazioni per la fascia over 12, 285.000. Sentiamo il punto del presidente Zaia, che di fatto ha annunciato che il Veneto è in zona bianca. Devo ringraziare i ragazzi perché l'ultimo aggiornamento di mezzogiorno ci ha dato 250.000 prenotazioni. Bruciati in poche ore in Veneto gli slot aperti agli under 40. Il presidente Zaia non ha nascosto oggi la sua soddisfazione per questo dato, che racconta anche di un tam tam social nell'esibire il posto prenotato. Gli adolescenti che con sveglia alla mano hanno dimostrato come questa fosse un'opportunità davvero da non lasciarsi scappare. Ragazzi che a 15-16 anni si sono prenotati a mezzanotte e un quarto, mezzanotte e mezza, mezzanotte e 10, mezzanotte e 1 minuto e 2 minuti, c'è stato l'assalto. Quindi i ragazzi stanno dando una prova, come si può dire, di civiltà che è unica. Solo 4 regioni in Italia hanno aperto in modalità liberi tutti. In Veneto dal 24 giugno al 4 agosto sono stati messi a disposizione 700.000 posti in agenda. Un numero che, se paragonato alla popolazione target, 1.300.000, fa davvero intravedere la soglia dell'immunità di gregge per il Veneto. L'RT di 0,64 di oggi lo dimostra. La bella notizia è che la nostra incidenza è di 19,4 su 100.000 abitanti, cioè siamo pienamente, abbondantemente in zona bianca. Il passaggio in zona bianca prevederà anche una nuova ordinanza della regione per definire cosa è consentito fare o meno. Noi l'ordinanza la facciamo, però insomma, guardate che un bel obiettivo, arrivare per primi sulla zona bianca non è proprio da tutti i giorni. Secondo obiettivo, turismo covid free. Da domani la regione apre slot anche per gli operatori turistici. Vi annuncio che da domani a mezzogiorno apriremo le liste vaccinali con i posti in agenda per gli operatori del turismo. Chi entra, se non trova il proprio codice fiscale, continua la prenotazione e sa che al centro vaccinale firmerà una dichiarazione su un modulo nel quale ci sarà scritto: io, Mario Rossi, dichiaro di lavorare presso l'hotel. Per loro domani sono riservati 9.000 posti, con l'obiettivo di arrivare fino a 50.000. Di pari passo alla campagna vaccinale ha confermato il progressivo svuotamento degli ospedali dai pazienti Covid. Per la vaccinazione degli adolescenti a breve sarà aperto un tavolo di interlocuzione anche con i pediatri, come confermato dall'assessore Lanzarini. Partita dunque la campagna vaccinale di fatto per tutte le fasce d'età. A Bassano del Grappa siamo andati a parlare con i ragazzi. Via libera a tutti con l'apertura dell'agenda per le vaccinazioni dai 12 ai 39 anni, disponibile fino al 4 di agosto. Inizia così il fine corsa per le vaccinazioni sulla base delle fasce d'età. Abbiamo chiesto ai ragazzi maggiorenni se hanno iniziato a prenotarsi online e se sono favorevoli a vaccinarsi. Certo. E soprattutto perché così magari possiamo tornare più in sicurezza l'anno prossimo e magari tutti in presenza, magari. Tra oggi e domani mi prenoto, sì. Penso di sì, anche per lo sport. Io l'ho scoperto stamattina, a dire la verità. Io non ho sentito niente, non ho iniziato, però secondo me è una buona iniziativa da prendere per tutelare anche noi persone dai 18 ai 30 anni anche. Bene, molto bene in verità. L'abbiamo già fissato il primo.
di luglio. Oggi vado a sentire la mia dottoressa per poter iscrivermi e quindi andare a farlo il prima possibile. Io ho provato a fare la prenotazione diversi mesi fa, però non ho ancora ricevuto la convocazione per potermi vaccinare. Penso che sia una soluzione, la miglior soluzione al momento, perché altrimenti non si potrebbe trovare una via d'uscita. Altre buone notizie, ci sono nuove regole per i ristoranti. Oggi la conferenza Stato-Regioni proprio su questo tema. L'accordo è stato raggiunto, sentite che cosa cambia. Vittoria delle regioni che oggi al tavolo con il governo portano a casa le istanze dei ristoratori. Superato il limite dei 4 clienti per tavolo al chiuso che era stato indicato sia per la zona gialla che per la zona bianca, con una levata di scudi corale del comparto già approvato da cali di fatturato stimati intorno al 60%. Dal nostro punto di vista la zona bianca è una zona a basso rischio, è la zona delle ripartenze, quindi una volta che si mantiene il distanziamento di 1 metro e la mascherina non vediamo il motivo per cui stare in 4, stare in 10 sia diverso, sia pericoloso. L'accordo per la zona bianca prevede un numero massimo di 8 posti al chiuso, nessun limite se i tavoli sono all'aperto. Se si tratta di 2 nuclei familiari si può superare il limite. Per la zona gialla resta invece quello attuale di 4 persone sia all'aperto che al chiuso. Le restrizioni delle 8 persone a tavola per i ristoranti al chiuso potrebbero decadere insieme allo stop al coprifuoco previsto per il 21 di giugno. E sull'apertura di domani degli slot vaccinali agli operatori del turismo, il presidente di Veneto Imprese Unite non nasconde una certa delusione. Noi eravamo convinti di essere compresi fino a qualche giorno fa anche noi negli operatori turistici, perché appunto la ristorazione va di pari passo con il turismo, così come il commercio. Trovato l'accordo invece con Contarina per la rateizzazione delle fatture 2020-2021 senza aggiunta di interessi e per uno sconto importante in fattura dell'ente gestore. Tutte le attività che hanno avuto delle limitazioni, non più finalmente solo chiusure complete, ma anche limitazioni di orario, che era una delle cose che chiedevamo principalmente nel 2020 e nel 2021, potranno avere per tutto il 2021 una scontistica almeno del 30% sulla quota fissa, poi ogni comune in realtà può integrarla con ulteriori scontistiche. E sulla questione mascherine, tenerle o meno all'aperto, interviene l'infettivologo dell'Università di Padova, Saverio Parisi, dice ridicolo abbandonarle, poi racconta uno studio condotto proprio dall'Università sull'immunità. Un'estate senza mascherine smorza gli entusiasmi Saverio Parisi, infettivologo e docente ordinario di malattie infettive e tropicali dell'Università di Padova. Dire che siamo a posto perché la differenza rispetto all'anno scorso, oltre al bel tempo, che sta giocando un ruolo fondamentale come ha avuto l'anno scorso, abbiamo anche la vaccinazione con meno di un quarto della popolazione vaccinabile ancora vaccinata, mi sembra veramente presto. Quindi tutte queste polemiche sulle mascherine mi sembrano ridicole. E io non delego alla sensibilità degli altri la sicurezza di tutti. Parisi sta conducendo con Renzo Scaggiante, direttore di malattie infettive a Belluno, e 2 virologi dell'Università di Siena, uno studio sull'immunità da Covid, testando 41 operatori sanitari che hanno avuto la malattia in modo lieve. L'immunità naturale dura una media di 313 giorni, 10 mesi, ha accertato lo studio. Il vaccino in qualche modo la potenzia. La risposta dopo la seconda dose di vaccino, il vaccino utilizzato sugli operatori sanitari a gennaio, era una risposta molto più consistente di quella nei normali, me per esempio, che non avevo avuto l'infezione precedentemente, anche nei soggetti che non avevano anticorpi misurabili dopo 10 mesi. 126.000 morti da Covid in Italia da inizio pandemia. Il problema maggiore restano le varianti e intanto un ulteriore aiuto potrebbe arrivare dalla terza dose di vaccino. Un'eventuale terza dose è molto utile per rinfrescare la memoria, soprattutto per ristimolare quelle cellule che poi dovranno produrre, se si troveranno di fronte di nuovo all'agente infettante, dovranno produrre una risposta molto rapida. Siamo alla pagina della cronaca all'indomani della tragedia a Spresiano, città della Marca trevigiana è sotto shock. Nessuno si spiega cosa abbia portato l'80enne Lino Baseotto ad uccidere la nuora Bruna Mariotto sotto gli occhi della figlia appena 13enne. Indaga la procura, la lite sarebbe scoppiata per futili motivi. Mio cognato e mio nipote sono con me, sono sicuro, non c'è nessun problema. Ah, ok, quindi siete insieme, sì. Insomma. Sì, siamo insieme. Per rispetto di mio cognato, mio nipote e mia sorella
Non rilascio dichiarazioni a nessuno, non offendetevi, ma la situazione non è bella. Poche parole soppesate e sofferte, quelle di Denis Mariotto, fratello di Bruna, la donna di 51 anni uccisa dal suocero ottantenne Lino Baseotto nel tardo pomeriggio di mercoledì in questa villetta di via 24 maggio tra Visnadello e Lovadina di Spresiano. Con un fucile da caccia regolarmente detenuto, l'uomo ha sparato un colpo in pieno volto alla donna sull'uscio di casa. Poco dopo, nel capanno degli attrezzi, ha rivolto l'arma contro se stesso e si è ucciso con la stessa folle modalità. Alla base una lite, l'ennesima, il fastidio che l'uomo nutriva nei confronti del cane di Bruna, un chihuahua. Abbaiava troppo la sua lamentela ricorrente. Una tragedia di cui è stata testimone diretta la figlia della donna e nipote di Lino, non ancora tredicenne, che per l'appunto ora si trova con il padre Claudio accudita a casa dello zio materno Denis in una località del Trevigiano. Roberto, ancora oggi sotto shock, è invece uno dei due vicini di casa intervenuto subito dopo l'uccisione di Bruna. Un botto, una bomba. Ha visto tutto. Sì, la mamma ha visto la mamma. Lui pensava che era una bombola del gas e dopo aveva visto un po' la scena dall'altra parte della rete e è andato là vicino, ha saltato la rete, è andato vicino alla bambina, ha visto la scena, l'ha portata in bagno, ha sentito il secondo scoppio e è andato via. Seguono sequenze concitate, arrivano i soccorsi, i carabinieri, la scientifica, poco dopo il medico legale, sul posto anche il PM Daniela Brunetti. Si ascoltano i testimoni, la figlia di Bruna viene sentita nella notte con l'adeguato supporto psicologico. Ci sono poi la disperazione del marito Claudio e quella di Rosa, la moglie di Lino, anche loro accompagnati a tarda sera fuori dalla villetta della tragedia, oggi sigillata come fosse da sempre disabitata, posta sotto sequestro, l'arma del delitto. Si indaga per omicidio-suicidio, ma con la morte di Baseotto si tratta più di una formalità. L'autopsia dovrebbe essere eseguita già nelle prossime ore dal dottor Alberto Furlanetto. Entrambe le salme si trovano al Cafoncello. Bisogna capire se l'ottantenne fosse alterato e restano da estrarre i proiettili. L'ispezione cadaverica da sola non è bastata. Lo strazio dei corpi di una famiglia e di un'intera comunità. Lo stesso sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, ha optato per la linea del silenzio. Troppo dolore non si riesce a spiegare. Ancora una tragedia, dramma a Borgo Veneto, schianto frontale tra un furgone e un camion, c'è un decesso. Schianto frontale tra un camion e un furgone poco dopo l'ora di pranzo in via Cavaizza in località Saletto. A causa dell'incidente è deceduto il 52enne Emanuele Spoladore del posto, autista del mezzo più leggero appartenente a una società di manutenzioni tecniche. Nonostante il rapido arrivo del personale medico del SUEM, anche con l'elicottero e l'ausilio dei vigili del fuoco partiti da Este, i sanitari non hanno potuto che constatare la morte del conducente. La vittima risiedeva con la moglie e 2 figli a poche centinaia di metri dal luogo del sinistro. Era molto conosciuto in paese come volontario della protezione civile. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e deviato il traffico. Illeso l'autista del mezzo pesante. Code e resti agli imbarcaderi e poi anche vaporetti strapieni, aggressione al personale. La CGIL denuncia la situazione in cui si trova il trasporto pubblico veneziano. L'ascoltiamo. I lavoratori a rischio vengono aggrediti giornalmente, adesso anche fisicamente. L'azienda è stata totalmente inesistente e anche per questo credo sia inadeguata per i cittadini e per la tutela dei lavoratori. L'attacco della CGIL alla dirigenza CTV è durissimo, ma oramai la situazione è tale che gli imbarcaderi dei vaporetti devono essere piantonati dai carabinieri. Questa era la situazione a Lido la sera del 2 giugno, dove l'attesa per prendere un battello poteva durare ore. Con 50.000 arrivi, a Venezia si era appena conclusa un'altra giornata dalla densità turistica a livelli pre-Covid, ma il trasporto pubblico, denuncia la CGIL, ancora una volta si è trovata a lavorare sotto organico di 70 unità e con in vigore l'orario invernale ridotto. Da un lato non si aumentano i servizi, dall'altro si provano a esternalizzare corse bis ad Ali Laguna, come se questo potesse bastare a rispondere a quella domanda. Ci sono lavoratori a casa stagionali e questi preferiscono esternalizzare delle corse bis inutili, insufficienti, che non risolvono il problema,
invece di assumere le persone e dare un servizio decente. Al quarto sciopero in poco tempo e dopo essere stati ricevuti in Consiglio regionale, i sindacati scriveranno anche al Ministro dei Trasporti e del Lavoro, perché affermano oramai mancano le condizioni per garantire il servizio alla città. Oggi hanno sospeso la linea 6, hanno sospeso la linea 7, hanno sospeso le corse scolastiche aggiuntive chieste dal governo e dalla Regione Veneto. Però ha funzionato regolarmente la navetta per il salone nautico, cioè per questa dirigenza contano più gli interessi del sindaco che gli interessi dei cittadini. Nuove denunce per le risse in Piazza Duomo. Siamo a Padova. Dopo l'allontanamento del ventenne coinvolto l'8 di maggio scattano 5 denunce per zuffa tra ragazzi del giorno seguente. Sono 5 ragazzi, hanno dai 16 ai 20 anni, giovanissimi che hanno preso parte alla rissa di Piazza Duomo lo scorso 9 maggio e che sono stati identificati dai carabinieri di Prato della Valle grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. La zuffa tra i ragazzi era avvenuta a poche ore di distanza da un altro episodio di violenza sempre in Piazza Duomo e che aveva coinvolto un ventenne e il personale di un bar. I 5 ragazzi invece sono ritenuti essere i protagonisti di un litigio violento tra di loro, avvenuto sotto gli occhi esterrefatti dei clienti dei bar che dopo i lunghi mesi di restrizione erano tornati a popolare i locali del centro storico di Padova. Il più giovane dei 5 denunciati è un 16enne che vive in città, seguito da un 17enne di origine moldave residente a Cadoneghe, da un 18enne, da un 19enne e da un 20enne sempre di Padova. La situazione di Piazza Duomo è stata al centro questa mattina del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico in Prefettura, il primo dall'insediamento del nuovo prefetto Raffaele Grassi. Visto il buon andamento delle attività culturali messe in campo da Comune e Diocesi per evitare episodi sgradevoli e di violenza, si è deciso di rivedere la sorveglianza dell'area, alleggerendo la presenza delle forze dell'ordine. La conferma di questa decisione è arrivata dal sindaco Sergio Giordani. Piazza Duomo non sarà più militarizzata nei fine settimana e anche per tutto il mese di luglio ci saranno eventi culturali. Il messaggio però è chiaro, dice il primo cittadino: a Padova non c'è spazio per chi è violento. Pochi secondi di pubblicità, poi ripartiamo dal bellunese. Ben ritrovati con TG Veneto. Dobbiamo trovare servizi in più per permettere ai ragazzi di restare qui. Sono le parole del presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin, intervenuto in rappresentanza dell'Unione delle Province Italiane alla conferenza con il ministro per gli affari regionali, Maria Stella Gelmini, sull'avvio del tavolo nazionale sul tema della montagna. Belluno, per esempio, non ha un'università, ha spiegato Padrin, e quando i giovani se ne vanno non tornano più. L'80% resta nelle grandi città perché nei luoghi di montagna mancano i servizi che dobbiamo assolutamente portare. Torniamo a Padova. Al liceo Alvise Cornaro gli studenti trans potranno utilizzare in tutti i documenti scolastici interni, registro e pagelle il loro nuovo nome, diverso da quello anagrafico. 10ª scuola in Italia, prima in Veneto, ad adottare il cosiddetto regolamento per la carriera alias. La delibera del Consiglio d'Istituto del Liceo Cornaro di Padova permette a studenti e studentesse transgender che vivono quindi un percorso di cambiamento di genere, psicologico, medico e legale e anche di variazione dei dati anagrafici, di usare il loro nuovo nome nei documenti scolastici come registro elettronico, badge, mail, pagelle e altri. È semplicemente un regolamento che consente alle persone, agli studenti che si trovassero nella situazione, diciamo, di esprimersi e nel modo in cui si possono sentire, come dire, più adeguati, più, come dire, in sintonia con se stessi. Una persona alle prese con il cambio di genere deve attendere anni prima di poter usare quello che viene chiamato il nome di elezione sui nuovi documenti di identità. Il Liceo Cornaro non ha tra i suoi quasi 1200 studenti nessuno che stia vivendo il cambio di genere. Comunque è un'esigenza che gli studenti manifestano, è un percorso che è possibile fare in una prospettiva non solo di inclusione ma anche di dialogo e di condivisione con gli studenti di
percorsi, come dire, in questo caso che sono anche di educazione civica. I primi passi da fare in avanti su questo sono prima di tutto di formazione sia ai ragazzi che vivono la scuola, sia ai docenti e ai presidi, che molto spesso nel momento in cui parli di questi argomenti si ritraggono un po' a guscio, primo per paura di finire sui giornali e secondo anche per mancanza di occasioni, appunto di formazioni che loro stesso hanno avuto per riuscire a comprendere gli studenti. Per attivare la carriera alias non deve esserci bisogno di una persona in quel momento che te lo chieda, perché deve essere uno strumento che una persona sa di poter avere nel momento in cui arriva a scuola. Serve un cambio di mentalità? Assolutamente sì, le dichiarazioni che sono state fatte da tanti esponenti della scuola in questi giorni delineano anche lì una grossa mancanza di formazione su quella che è la situazione degli studenti transgender. Assurdo e ideologico cambiare identità a scuola, secondo l'assessore all'istruzione e formazione della Regione del Veneto, Elena Donazzà. Io trovo una assurdità quella proposta di darsi un altro nome, alias. Potrei dire che vorrei essere alias Batman, Robin o qualcos'altro per buttarla un po' in ridere. Il problema è che è un atteggiamento molto ideologico, è quello di voler cambiare la propria identità a scuola. A scuola sei la persona che ha un curriculum di studi che deve essere valutato per i contenuti, non per la persona. Hai un'identità precisa, è quella di un nome, di un cognome, di una data di nascita che ti rende quella persona in quel contesto in cui tu sei valutato, in cui percorri la tua strada di cittadinanza. Il resto ha a che fare con una sfera privata. Se una donna si sente in un corpo sbagliato, sarà un percorso molto psicologico che deve essere affrontato nei modi giusti, non certo cercando di farlo diventare un approccio molto ideologico semplicemente per una battaglia sul gender. Dalla scuola all'università, Venezia apre nella città del Palladio un nuovo corso di laurea in design. Da Venezia alla città del Palladio, il design approda a Vicenza. La firma della convenzione tra Università UAV di Venezia e le Fondazione Studi Universitari di Vicenza dà il via libera al nuovo corso di laurea per l'anno accademico 2022-23. Un sogno, un'idea partita ancora 2 anni fa, prima del Covid, che i due enti con l'amministrazione comunale, principale socio della Fondazione, e la Regione Veneto hanno portato avanti anche in tempo di pandemia e che oggi diventa realtà e si cala sul territorio. Un progetto che riguarda design, un particolare aspetto del design, che è il design legato al prodotto, e che sostanzialmente considera quello che è anche, oltre alla vocazione della città, l'oreficeria e tutto quello che sappiamo, l'assetto produttivo anche più esteso del territorio. L'università ha 3 missioni e giova ricordarle perché la prima è la ricerca, la seconda è la didattica, ma la terza è il trasferimento tecnologico sul territorio. Ecco, qui si fa terza missione, con una facoltà prestigiosa come Architettura di Venezia, che viene in un territorio molto produttivo. Corso di laurea con test di accesso a 60 posti a disposizione al momento, che guarda al design del prodotto e al packaging con una spiccata sensibilità all'ambiente e alla sostenibilità, il futuro. In attesa del 2022, già dal prossimo anno saranno attivi 2 corsi di specializzazione. Uno appunto in design ambientale e per la circolarità, e l'altro invece è sul packaging design con particolare riferimento al mondo dell'oro e del gioiello. Sede scelta per ospitare il nuovo corso la palazzina ex ACI Contra San Biagio in pieno centro storico, luogo palazzo identitario in un'area soggetta a nuovi futuri progetti di sviluppo. Ora si tratta di chiudere tra comune e fondazione per i lavori di sistemazione e portare la delibera in consiglio comunale. Sarebbe molto bello, sarebbe una bella sfida riuscire a portarlo in consiglio comunale magari per fine luglio, ultimo consiglio di luglio, altrimenti andremo a settembre. Del busto delle Doge Giovanni II Corner si erano perse le tracce da tempo, ora è ricomparso in una casa d'aste a Viterbo, sarà venduto entro fine mese. Dal Veneto parte una raccolta fondi per riportarlo a Venezia. Una raccolta fondi che permette al busto marmoreo del Doge Giovanni II Corner di tornare a Venezia. L'iniziativa è stata organizzata da Venetinette dopo che il busto, una volta custodito a Ca' Corner di San Polo e del quale si erano perse le tracce, è ricomparso in una casa d'aste di Viterbo dove sarà venduto il 24 giugno. È un doge dell'età barocca, è un soggetto, una persona che era molto umile, molto ben voluta e che ha attraversato un periodo difficile, l'ultimo grande attacco dei turchi all'impero veneziano.
la famosa difesa dell'isola di Corfù nell'estate del 1716, vittoriosa per Venezia, che ha respinto il grande assalto dell'impero ottomano. A Venetinet ricordano come dalle spoliazioni napoleoniche in poi diverse testimonianze storiche e artistiche della Serenissima siano andate disperse. Diverse però potrebbero essere recuperate. Per riportare a Venezia il busto marmoreo del doge Giovanni II Corner, la quotazione dovrebbe muoversi entro una forbice che va dai 18 ai 25.000 euro. Ci saranno le notizie nel sito di come aderire a una raccolta fondi per poter partecipare all'asta. Insomma, più fondi avremo e meglio è. Se non riusciremo ad aggiudicarci il busto, naturalmente questi fondi, vi sarà la precisazione di come questi fondi saranno destinati comunque ad opere d'arte veneziane. Con i musei veneziani traboccanti di opere d'arte, Venetinet avrebbe già individuato la sede nella quale il busto del doge potrebbe trovar casa. Abbiamo ritenuto, ma stiamo ancora riflettendo, che forse la regione Veneto sia l'istituzione ideale. Ha dei luoghi come il Palazzo Grandi Stazioni che sono, diciamo così, spogli di iconografia storico-culturale, e non sarebbe male che troneggiasse proprio nell'ambito di quel palazzo per ricordare a chi entra quali sono le origini della nostra civiltà. Questo era il nostro ultimo servizio, grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi lasciamo l'informazione che arriva dal territorio veneziano. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone africano e caldo estivo, bel tempo sul nostro territorio, ma con qualche disturbo. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 4 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. In montagna al pomeriggio tempo più variabile con iniziali spazi di sereno alternati ad una nuvolosità crescente che si associerà a qualche acquazzone sparso, possibile localmente fin verso le zone pianeggianti. Temperature in aumento, minime tra 13 e 17 gradi, valori massimi compresi invece tra i 24 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, in questo caso nelle ore centrali della giornata avremo temporali sui rilievi. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 25-26 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove inizialmente avremo bel tempo, a seguire non si escludono dei rovesci a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 14 gradi, massime infine sui 30 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.